solenniale taglio del nastro e benedizione del vescovo di Adria e Rovigo, Monsignor Pierantonio Pavanello. Rinasce così Corte Guazzo ad Adria, nel Rodigino. L'antico casale e le sue barchesse, con annessi 17.500 metri quadrati di parco, sono tornati a splendere dopo anni di degrado grazie all'intervento dell'ULSS 5 Polesana, che ne ha acquisito la proprietà. Il nuovo polo sarà il perno di importanti progetti e percorsi di salute per la riabilitazione di pazienti con disagio psichico. Corte Guazzo torna a nuova vita dopo una serie di anni purtroppo dove la struttura era fatiscente. È stata rivitalizzata dopo un decennio, perché fino al 2013 fra comune e azienda sanitaria, l'ex USL 19 di Adria, c'era una convenzione per effetto della quale si svolgeva a Corte Guazzo attività riabilitativa a pazienti seguiti dalla salute mentale. Ora, dopo 10 anni, purtroppo la situazione era veramente una situazione di degrado e nel 2018 si sono avviati tutta una serie di interlocuzioni con il Comune di Adria per giungere nel 2021 alla sottoscrizione dell'atto di permuta da notaio. Atto di permuta con il quale noi come azienda abbiamo acquisito la proprietà del parco, sono 17.500 metri quadri di parco, e acquisito la proprietà di questi bellissimi casolari. Grazie al restauro viene valorizzata e incrementata l'offerta assistenziale di questi servizi in Polesine, con la personalizzazione di percorsi che possano favorire lo sviluppo delle abilità sociali degli ospiti. Abbiamo avviato tutta la ristrutturazione per giungere oggi ad una CTRP, quindi una comunità terapeutica riabilitativa residenziale nuova, e ad una comunità alloggio nuova. La CTRP, quindi la comunità terapeutica riabilitativa alloggio, che è di 14 posti, è nuova e va a integrarsi alle altre due che esistono nel territorio del Polesine, mentre invece la comunità alloggio, che praticamente ospita 8 persone, questa invece non è nuova, in quanto è frutto del trasferimento rispetto a quella che esiste a Taglio di Po. Un restauro da 1.300.000 euro circa, investimento interamente finanziato dalla Regione Veneto per far fronte ad una funzione sociosanitaria fondamentale. Un recupero importante fatto dall'azienda sanitaria USL 5 Polesana, che è diventata proprietaria di questo terreno, un finanziamento di 1.3 milioni circa, in cui troveranno posto 2 strutture extra ospedaliere relative alla salute mentale. È un compendio importante, storico, una bella ristrutturazione, quindi un ambiente anche in cui le persone potranno effettivamente godere non solo della bellezza dei luoghi, ma anche di quel valore importante di un percorso di accompagnamento proprio per il recupero e l'inserimento sociale, comunitario e lavorativo. Investimenti che la Regione porta avanti sul territorio con interventi destinati all'accompagnamento delle persone con fragilità. L'obiettivo è una corretta presa in carico dei pazienti in un'ottica di reinserimento sociale. Massima attenzione al settore della salute mentale, i cui bisogni purtroppo continuano ad aumentare. Lo si è visto in particolare in questa fase post-Covid, con l'esigenza di seguire adeguatamente le manifestazioni di disagio, soprattutto giovanile. Oggi noi abbiamo un focus molto acceso sulla salute mentale. È finita 2 settimane fa la conferenza regionale sulla salute mentale, in cui abbiamo fatto il punto della situazione con tutti i stakeholder, con dei tavoli monotematici, e poi abbiamo iniziato a parlare anche di budget di salute, ossia di progetto personalizzato, e all'interno di strutture come questa è semplice e facile pensare anche a dei progetti personalizzati per le persone che incontrano la malattia, che incontrano un momento difficile, ma che, se accompagnate, se prese in carico, se data una possibilità, possono anche avere un recupero totale e quindi un ritorno a quella che è la vita comunitaria, sociale e lavorativa. Grande soddisfazione dunque per la rinascita di Corte Guazzo, ora restituita alla comunità. Dimenticata, trascurata nel 2013-2014, grazie a un finanziamento di Regione Veneto, avevamo investito 80.000 euro. Poi negli ultimi 2 o 3 anni è stata letteralmente abbandonata e adesso cerchiamo di recuperarla, perché è al centro di una rete di ciclabili che potrebbero essere usufruite per valorizzare quello che è oggi praticamente quel mondo che gira in bicicletta dalla mattina alla sera. Sono molto felice perché recuperiamo un'area a cui la comunità adriese è molto affezionata. Questa Corte Guazzo, un giardino di pianura con i suoi alberi, un polmone verde,
non distante dal centro storico, perciò sarà un valore aggiunto per la nostra città. Adesso vogliamo assolutamente valorizzarlo, perché penso che questo progetto qua, abbinato a un progetto di collegamento con queste ciclabili, possa essere veramente una cosa da tenere molto attenzionata. Corte Guazzo e i suoi servizi saranno attivi dal 1° luglio. I prossimi passi saranno il ripristino dei laboratori esterni dove svolgere attività occupazionali, la ristrutturazione della serra, la creazione di una palestra polifunzionale e di un percorso vita nell'area verde, perché la bellezza dei luoghi in un percorso riabilitativo può fare realmente la differenza.